Ed ora è il tempo tecnico di risistemare tutto e quindi subito un altro bel gruppo, il Coro Armonias. Il Coro Armonias, io ho alcune registrazioni di TCS, ho recuperato diverso tempo fa, dove faceva parte anche Peppino Cavillo. Gli amici stasera presenti, oltre che collaborazioni artistiche con Peppino Cavillo, avevano anche grandi rapporti d'amicizia dall'infanzia, da tanti anni, e uno amico anche in particolare mio personale, Antioco Matana, che fa parte di questo gruppo che fra un po' avremo qua sul palco protagonisti. Antioco, vuoi dire due parole? Buonasera. Allora, anche il Coro Armonia si oggi presente per rendere omaggio all'amico Peppino Cavillo. La sua attuale formazione, composta da Armando Arca, Gianni Ibba, Luca Licheri, Francesco Magia, Antioco Matana e Mino Nida, che purtroppo è assente per forza maggiore. L'amico Francesco Magia presenterà i canti che seguiranno. Buonasera anche da parte mia, da tutto il Coro Armonias. È un onore essere qua e anche un dovere, perché, come è stato già detto, Peppino Cavillo ha fatto parte del Coro Armonias. L'artista Peppino Cavillo quindi ha fatto parte per circa 20 anni del Coro Armonias di Abbasanta, fino a quando si ritirò per sopraggiunti problemi dovuti all'età avanzata, lasciando un vuoto incolmabile nella nostra associazione, che oggi intende rendergli omaggio eseguendo alcuni particolari canti. E quindi per l'occasione il maestro del coro, Antioco Matana, che vanta circa 50 anni di amicizia e collaborazione canora con Peppino Cavillo, ha voluto armonizzare uno degli antichi canti a chitarra che era solito cantare col caro amico e dal quale piaceva particolarmente, il cui ricordo ancora suscita nel nostro maestro delle emozioni, ragione per la quale sono qua io oggi a presentare questi canti. Questi canti, appunto, si tratta del Miellà nello stile di Gavino Dell'Unas. E qua voglio ricordare come la collaborazione con Antioco e Peppino, i canti appunto di Gavino Dell'Una sono stati portati un po' anche fuori dalla Sardegna per tanti comuni dell'Italia, attraverso un progetto che fu, diciamo così, diretto dall'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, e che quindi portò il canto di Dell'Unas attraverso Antioco e Peppino in tutta Italia. Di seguito canteremo una particolare versione del Deus ti salve Maria e chiuderemo con una canzone che ormai è entrata, insomma, nella tradizione popolare, si può dire, anche se molto più recente, che è Safitri. Quindi canterà il canto Armonias diretto dal maestro Antioco Matana. Grazie per l'ascolto. Grazie e un bellissimo applauso per la super, sicuramente, loro esibizione. So
Allora, bravissimi, meritatissimo il vostro applauso e subito anche Bruno vi regala l'omaggio di questa bella serata. Poi Antioco avrei piacere nella parte finale, magari si ritorna nella parte del cantatore a chitarra. Nel frattempo subito gli facciamo un bellissimo applauso e diamo spazio subito ad altri artisti. Grazie, bravissimi.